Saranno sempre i cittadini siciliani a pagare il prezzo più alto a seguito dell'emendamento sblocca cantieri ritirato dal governo nazionale, che avrebbe assicurato un po' di ossigeno alle 100 imprese che lavorano sulle strade siciliane. Ed ancora una volta sarà la provincia agrigentina quella maggiormente colpita per la sospensione dei lavori sull'Agrigento-Palermo e sull'Agrigento-Caltanissetta, scelta decisa dal Comitato delle Imprese Siciliani Creditrici del gruppo CMC di Ravenna. La storia della crisi CMC è cominciata alla fine dell'anno scorso, quando l'azienda romagnola aveva chiesto il concordato preventivo, lasciando bloccati i cantieri siciliani, i crediti verso 100 imprese e i circa 2.500 lavoratori. In primavera, dopo le proteste, la situazione si era però sbloccata con la promessa di una garanzia di Stato per i crediti, con la mediazione diretta del ministro delle infrastrutture Toninelli e l'inserimento del fondo salva imprese appunto nello sblocca cantieri. Adesso siamo nuovamente punto e a capo. Il presidente della regione Musumeci su tutte le furie ha dichiarato: vengono meno gli impegni di Toninelli assunti in campagna elettorale in Sicilia per le numerose visite tra i cantieri a caccia di voti. I 5 Stelle da parte loro scaricano alla Lega la responsabilità politica. Se non si corre subito ai ripari con un'apposita norma, ha dichiarato il governatore, si costringe l'isola a pagare un prezzo altissimo in termini sociali ed infrastrutturali. I deputati del gruppo Movimento 5 Stelle, Adriano Varrica e Azzurra Cancellieri, si schierano a fianco delle imprese e dei lavoratori dichiarando: le imprese creditrici sono vessate da una disastrosa situazione. Comprendiamo le loro ragioni e lavoriamo senza sosta per risolvere questa vicenda che danneggia aziende e lavoratori. L'emendamento ha avuto il via libera del Movimento 5 Stelle, ma aspettiamo l'ok della Lega per chiudere la questione. Su questo tema concordiamo con Musumeci, visto che si tratta di una decisione voluta dalla Lega che si è impontata su questo. Numerose naturalmente le prese di posizioni espresse da parte di partiti, sindacati ed associazioni. Ricordiamo ieri la durissima dichiarazione del sindaco di Agrigento Firetto: il decreto non sblocca nulla ma nasconde il fallimento politico del governo nazionale. La CGIL dichiara: occorre ripristinare immediatamente il tutto istituendo il fondo salva imprese per dare l'anticipazione dei crediti vantati fino al 70%. Anche deputati all'Ars e del Movimento 5 Stelle, Cancellieri, Siracusa e l'Agrigentino Di Caro attaccano il Partito Democratico che con Faraone e Del Rio veniva ad inaugurare il nulla. Stessa cosa accadeva con l'assessore Falcone in commissione all'Ars, dove aveva preso un impegno sul completamento delle opere entro il gennaio 2020 delle SS 121 e 189 e sul recupero funzionale del ponte Morandi ad Agrigento. Il Comitato delle Imprese pensa adesso ad una grande manifestazione nella capitale per chiedere un incontro al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con le 100 imprese siciliane e i 2.500 lavoratori, rivolgendosi anche personalmente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Continueremo ad occuparci della vicenda per il bene della Sicilia e della nostra terra.